Partirei proprio dall'ultimo intervento, che è quello che dice: noi siamo persone che sanno fare ma che non sono note e hanno difficoltà a presentarsi. Questo qua è un problema grosso che abbiamo con tutte le medie e piccole imprese, però non è di oggi. Allora io vorrei, proprio anche vista l'ora e visto gli interventi estremamente, come dire, densi, raccontarvi un'esperienza. Quest'estate, verso fine agosto, sono andato a Siena. Perché? Perché praticamente ogni 20 anni viene scoperto il pavimento del Duomo di Siena, che è una meraviglia. La cosa che mi ha sorpreso è che chi ci accompagnava, e poi vedendo i volumi che avevano pubblicato, mentre ci sono i nomi dei cartellonisti, cioè quelli che hanno fatto il disegno, nessuno conosce chi sono quelli che poi hanno lavorato i marmi, che sono la meraviglia che vediamo. Questo è l'elemento che in qualche maniera mi ha fatto fare due ordini di riflessioni che voglio portare questa sera. La prima: per costruire quella cosa ci è voluto, ci sono stati, a parte incominciato, mi sono preso nota nel 1369 e hanno lavorato fino al 1800 perché hanno rinnovato alcuni pezzi nel 1800 di quel pavimento. Da notare, non ci si cammina sopra perché viene bloccato e si vede ogni 20 anni circa, perché lo puliscono e lo sistemano. Allora lì ci sono voluti circa 30 anni perché venissero trovate le risorse da parte delle pubbliche amministrazioni e venissero prese le decisioni che dovevano portare alla costruzione di questo pavimento. Ci sono voluti un altro soggetto importantissimo, quelli che hanno disegnato i cartelloni. Da notare che tra questi c'è il Pinturicchio, ci sono altri. E poi c'è voluta la scuola e la formazione, i soggetti che li hanno realizzati. Solo dall'insieme di queste cose nascono poi quelle opere che restano nella storia. Allora il primo messaggio che mi pare necessario ricordare è che dobbiamo essere tutti assieme nei confronti di chi intraprende questo tipo di impresa e questo tipo di iniziative. Vuol dire che se l'università oltre cioè la prima cosa che deve fare è la cultura, deve insegnare a fare queste cose qua, deve dare quegli elementi che sono stati giustamente illustrati questa sera con i primi 3 interventi e deve quindi culturalmente far crescere la persona che ci lavora. La persona che ci lavora deve avere una base, e qua condivido pienamente la necessità di tornare alle scuole di formazione professionale. Perché? Perché non si può pretendere, diceva Guicciardini, che lo asino trotti siccome lo cavallo, non possiamo essere tutti dottori e quindi con molta serenità va preso atto che forse è meglio un buon artigiano che un pessimo dottore. E questa qua è indubbiamente una cosa che mi sento di dire. Andando avanti col ragionamento, cosa ci vuole? Sicuramente ci vuole la pubblica amministrazione che faccia la programmazione e poi ci vogliono che cosa? Le botteghe. Io sono per un apprendistato lungo, ma non fatto facendo fare, passatemi il termine, la commessa o le fotocopie. L'apprendistato è apprendere. Apprendere vuol dire con le mani lavorare. Quel maestro del ferro battuto che abbiamo visto, sicuramente se avesse a fianco 2 ragazzi li potrebbe far lavorare, perché sono in 3, e portarli a saper mettere mano su quello che è l'elemento di base, che è il ferro, in quel caso. Ma la stessa cosa avviene con il vetro di Murano, piuttosto che col merletto di Burano che è sparito. Ricordo che i primi anni di quando lavoravo anch'io per gli artigiani, c'era una cosa che avevamo tentato di salvare, erano gli anni *80, che era il ricamo all'asolana. Cioè ad Asolo c'era un modo di ricamare. Avevamo individuato le ultime 2 maestre che sapevano, 2 vecchie che chiamavamo maestre che sapevano farlo, non siamo riusciti a insegnare a nessuno. Anche perché culturalmente, qua secondo me dovremmo tutti rendercene conto, nessuno ha voluto imparare. Del merletto di Burano abbiamo fatto dei corsi di formazione per il merletto di Burano, avevamo 2 rumene dentro, avevamo alcuni che venivano da Napoli e da Ferrara e di Venezia non ne avevamo neanche uno. Perché? Perché è più facile fare la commercializzazione del prodotto cinese, che è pessimo.
Perché? Perché abbiamo perso il gusto, giustamente come dicevano i docenti prima, i professori. Non abbiamo più questa caratteristica qua. Allora, questo è il primo messaggio. Abbiamo bisogno tutti di collaborare. Perché? Perché qua o tutti ci mettiamo dentro o nessuno ne viene fuori. Seconda cosa, noi siamo abituati, abbiamo sentito prima l'ottimo lavoro che sta facendo la Regione. Però non possiamo pensare che sia la Regione delegata a individuare queste scelte, a fare queste scelte, a individuare questo tipo di, assumersi questo tipo di responsabilità. Ognuno di noi deve assumersi questa responsabilità e collaborare. Ed è fondamentale questo, secondo me, perché nel bene o nel male la delega significa la rinuncia alla propria libertà. Ognuno di noi deve poter dire quello che gli serve, in maniera che chi riceve la proposta poi prenda ognuno per la propria competenza, le proprie decisioni, ma ognuno la deve prendere. Queste sono le due cose, le due riflessioni che mi permettevo di fare. Prendo spunto da quello che è stato detto da quella giovane sempre del ferro e dall'altra signora che diceva sulle esportazioni. Beh, noi oggi se non avessimo le esportazioni nel comparto, soprattutto dell'artistico, saremmo alla fame. Tutti i nostri artigiani dell'artistico sanno esportare. Noi abbiamo adesso, e l'assessore lo sa, una delegazione di restauratori che sono in Cina. In Cina ci sono 5 milioni di euro italiani accantonati nel fondo cooperazione che non sono stati spesi, sono fermi lì nelle banche cinesi già da 4 anni. Finalmente si è riusciti attraverso la Regione e il Ministero, con l'attività ovviamente a fianco anche del distretto, a mandare giù, abbiamo giù qualcosa come 7 imprese in questo momento in Cina, accompagnate, perché? Perché prenderemo in mano questa iniziativa qua. 7 veneti, però ce ne sono altrettanti di umbri, perché abbiamo dovuto lavorare con tutte le regioni, perché ovviamente essendo il Ministero, e abbiamo per la prima volta ci siamo presentati con un coordinamento. Un'ultima cosa che dico, non c'è la possibilità che su alcune cose nessuno ci porti via il mestiere. Vi racconto, è stato detto prima dal docente universitario, un'esperienza. Molti conoscono una fabbrica che è ultracentenaria, che si chiama Orsoni, a Venezia, è quella che fa le piastrelle per fare i mosaici. Bene, quando è passata di mano ed è passata a un grosso industriale, cioè la famiglia ha venduto, è passata a un grosso industriale della produzione delle cose. Ovviamente sono andati a vedere dove si può razionalizzare il sistema, perché vuoi che un artigianato riesca a fare le cose senza... Sì, anche razionalmente, no, l'artigiano ci mette il cuore, ma anche l'intelligenza, dico io. E la prima cosa che hanno immaginato di spostare, qual è stata? Quella del taglio delle pietre, cioè praticamente vengono fuori delle lastre, sono lastre di vetro colorate, poi ci sono le tagliatrici, cioè ci sono le donne, sono tutte donne, una quindicina, che tagliano e fanno tutte le pietruzze. La prima cosa che hanno fatto costava meno mandare la roba in India, dall'India farla tagliare, riportarla di qua, che tenere 15 persone con i stipendi, con le tassazioni, con quello che abbiamo noi oggi qua. Si sono resi conto però che quello che tornava indietro era tutto tagliato, ma non a misura. Perché? Perché in quel caso il calibro è dato dalla mano. La mano della tagliatrice è irrepetibile, però è quella che col peso misura il taglio. Allora io dico, queste sono le cose che noi dobbiamo insegnare e non avere paura di dire che tra rimanere a casa disoccupati e essere occupati, ancorché con uno stipendio che probabilmente, vista la situazione della crisi, non sarà sicuramente quello del dottore o sedicente tale, è molto meglio che rimanere a casa senza far niente e noi dobbiamo investire su questo e impegnarci su questo. Ripeto, con l'impegno di tutti quanti. Fatemi finire con un'unica battuta, perché giusto per risolvere il problema, no? Allora c'è il poeta Trilussa che parla in una delle sue poesiole, parla della lumachella dalla vanagloria, che era strisciata sopra l'obelisco, guardò la bava e disse: già, capisco che lascerò un'impronta nella storia. Noi, per evitare di fare come la lumachella, dobbiamo prendere coraggio e affrontare con serietà questa cosa qua, tutti assieme e tutti con la massima responsabilità. Grazie.